A tutti voi buona giornata, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. C'è un motivo chiaro dietro la maxi aggressione avvenuta il 19 marzo a Sacilia ai danni di un 17enne che aveva riportato in quell'occasione la frattura del naso. Il ragazzino in precedenza aveva malmenato suoi coetanei e per questo un gruppo di loro amici voleva dargli una lezione. In 3 sono stati denunciati. Si è trattato di un regolamento di conti. Per i carabinieri non ci sono dubbi, l'aggressione è avvenuta il 19 marzo al Luna Park di Sacilia vicino al Pala Micheletto, che ha coinvolto una cinquantina di giovani, è avvenuta per motivi chiari. Nell'occasione un 17enne residente a Gaiarine aveva riportato la frattura del naso. Le indagini avviate sin da subito dai militari della stazione di Sacile hanno portato alla ricostruzione degli avvenimenti e anche degli antefatti. Il 17enne avrebbe percosso suoi coetanei provenienti dalla provincia di Treviso. Il 19 marzo, quindi, numerosi ragazzi provenienti da Pordenone, Conegliano e Vittorio Veneto si erano trovati al Luna Park di Sacile con l'intento di dargli una lezione. Dopo averlo individuato, gli altri giovani lo hanno aggredito, colpendolo con pugni, schiaffi e calci, mentre altri riprendevano la scena con i loro cellulari. Dai filmati si nota come il ragazzino abbia tentato più volte di sottrarsi ai suoi assalitori, cercando di scappare, ma senza riuscirci perché intercettato, trattenuto e picchiato più volte. All'arrivo delle pattuglie dei carabinieri, gli aggressori si erano dati alla fuga a piedi. La ricostruzione effettuata dai militari ha permesso di individuare 3 giovani responsabili delle lesioni riportate da 17enne di Gaiarine. Si tratta di un 19enne di Godega di Sant'Urbano, di un 20enne di Porcia e di un 17enne di Fiume Veneto. I 3 sono stati denunciati. L'accusa è di violenza privata e lesioni gravi in concorso. Sbalzata dalla bici da un'auto e volata a terra a 2 metri dal punto dell'impatto, una donna di 38 anni è stata portata in ospedale in condizioni serie. L'incidente stradale si è verificato attorno alle 23 di ieri a San Pier di Sonzo, in via 25 aprile, lungo il cavalcavia dell'autostrada. Per cause, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo si sono scontrate un'auto e una bici. La donna ha riportato un trauma alla testa e diverse contusioni. Sono intervenute automedica, ambulanza e elisoccorso e proprio con l'elicottero la donna è stata trasferita al Santa Maria della Misericordia di Udine. Nell'incidente è rimasta lievemente ferita una seconda persona. Ed ora veniamo a Udine perché questa mattina si è svolta la cerimonia di apertura del cantiere che porterà alla demolizione dell'ex Dormice e alla successiva nascita di Corte di Porta Villalta. Numerose le autorità che sono intervenute. Qui si mette insieme, oltre alla riqualificazione in sé, che ovviamente è fondamentale, penso sia un esempio a livello nazionale, ma tutta la parte formativa, dove la parte di approvvigionamento professionale rappresenta uno dei principali rischi ma anche opportunità che ha tutto l'impianto produttivo della Regione. Non a caso l'amministrazione regionale finanzia gli ITS, pensano che siano delle iniziative strategiche per accrescere la nostra competitività. Ingegner Benedetti, per voi oggi è una giornata importante. Un momento di soddisfazione, nel senso che è un dono del team Danieli in generale alla città di Udine, quindi è un contributo e, come dicevamo prima, è un punto importante anche per la scuola ITS. Qui troveranno spazio ben 600 studenti che adesso sono disseminati un po', no? Non ce ne sono, perché adesso credo che l'ITS ne abbia 260. Stiamo comunicando, cercando di comunicare per attrarre i giovani. Ultimamente abbiamo visto i risultati con soddisfazione, abbiamo premiato con borse di studio i migliori e l'inerzia iniziale c'è sempre in tutte le cose e quindi in 2 anni speriamo, auspichiamo, lavoreremo per arrivare a 600. Nell'occasione l'ingegner Benedetti ha parlato anche della formazione del futuro governo. Auspichiamo sempre che il nuovo team dell'esecutivo sia un team che unisca competenza e azione, perché questa unione può scrivere il futuro. Non si è visto ancora niente, ha poi aggiunto, ed è un buon segno, vuol dire che stanno lavorando, ha concluso.
L'industria friulana piange Armando Cimolai, fondatore dell'azienda di Pordenone che ha costruito nel mondo le grandi opere in acciaio. Si è spento a 94 anni, ha guidato fino all'ultimo la famiglia con il suo esempio. Cordoglio unanime nel territorio. L'industria friulana ha perso un altro dei propri capitani nella notte all'ospedale di Pordenone, dove era ricoverato e morto a 94 anni Armando Cimolai, l'uomo che da un piccolo laboratorio ha creato una delle più grandi aziende di costruzioni in acciaio al mondo. Partito da una fabbrica con pochi dipendenti nel dopoguerra, ha legato il suo nome a ponti, infrastrutture, stadi in ogni angolo del pianeta. La sua azienda, che ha guidato per oltre 70 anni, si è via via ingrandita, mantenendo le radici in Friuli, con stabilimenti a Polcenigo, Roveredo, San Quirino e San Giorgio di Nogaro, ma aprendosi al mondo. Lavoratore instancabile, sempre presente in azienda fino all'ultimo e legatissimo alla famiglia, in particolare ai nipoti e all'amata moglie Albina Polles. Recentemente aveva perso la figlia Ivana. Nel 2006 ha passato le consegne ai figli Luigi e Roberto, che guida la Cimolai Technology e che proseguono nel suo solco, come aveva raccontato a Telefriuli qualche anno fa. Loro sono sempre stati dentro nell'azienda e capiscono che devono andare avanti e vanno avanti con entusiasmo, e questo sono contento dei miei figli e di mia moglie, che è sempre stata vicino, è sempre stata uno che teneva la borsa. Io sono partito con quello che ho sempre avuto, quello di diventare grande, e ho avuto la fortuna di incontrare anche brava gente, perché uno fa da uno. Con la brava gente che ho avuto portiamo il lavoro per tutto il mondo. Nel 2005 la laurea honoris causa in ingegneria meccanica all'Università di Trieste, nel 2020 la nomina cavaliere di Gran Croce da parte del presidente Mattarella. Una roccia e un esempio, lo hanno definito i familiari. Tantissimi gli attestati di vicinanza e condoglianze arrivati alla famiglia. Le sue intuizioni visionarie continueranno, attraverso gli eredi, a portare nel mondo il nome Cimolai. Inaugurerà domani nello storico borgo Pracchiuso di Udine un nuovo spazio dedicato ai cittadini, volto alla socialità e alle relazioni di prossimità. Le sale saranno fornite di internet, riviste, giornali. Al loro interno sarà possibile leggere, chiacchierare, incontrare animatori sociali o partecipare al book crossing prendendo un libro o lasciandone un altro a disposizione. Si tratta di un servizio progettato dal Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine, pensando in primis agli anziani, alla categoria che più soffre dell'isolamento sociale. È stato allestito al Civico 87 di via Pracchiuso, a pochi metri dalla casa natia di Tina Modotti e a lato dell'asilo notturno Fogolar. Sarà aperto il mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12. Una forma molto diffusa di povertà del nostro tempo è la solitudine, ha spiegato Alberto Barone, responsabile del Centro Caritas, e noi che siamo in prima linea contro le povertà materiali e spirituali non potevamo ignorarlo. Lo spazio sarà aperto a tutti, anche alle associazioni e ai sodalizi del territorio che potranno svolgervi le loro attività, corsi, mostre, incontri sociali. Domani alle 15:30 si terrà il taglio del nastro alla presenza del direttore della Caritas di Udine, Don Luigi Gloazzo, e del sindaco Pietro Fontanini. Un'occasione per pensare il futuro e continuare sulla strada indicata da Don Pierluigi Di Piazza. È il bilancio del 30° convegno del centro Balducci, il primo senza il suo fondatore, che si è concluso ieri. Giampaolo Carbonetto, organizzatore del 30° convegno qua al centro Balducci. 2 giorni passati a discutere, a confrontarsi. Ma un convegno difficile proprio da pensare, perché era il primo convegno senza Pierluigi Di Piazza e quindi con una responsabilità di rispetto di quello che Pierluigi ha fatto, con la responsabilità di continuare su una traccia difficile e faticosa, non la fatica di organizzare il convegno ovviamente, ma la fatica di quello che sarà il futuro. Voleva essere un tentativo di esplorare la strada che Pierluigi ha fatto e di cercare di capire quali sono i segreti per portarla avanti, perché la cosa importante è che questa opera continui a esistere. Credo che le difficoltà siano quelle di, se posso usare un esempio, diciamo che il centro è una specie di peso che una volta era tenuto insieme da una catena sola
e che quindi aveva un suo equilibrio quasi autonomo. Adesso le catene devono essere più d'una e quindi bisogna trovare un nuovo punto di equilibrio che non è detto che sia facile da trovare, ma che deve essere trovato con una buona volontà e con mettere un po' dietro se stessi rispetto all'obiettivo finale. Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, sarà l'ospite d'onore della tradizionale premiazione dell'economia e dello sviluppo organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine. La cerimonia, che torna con una rinnovata edizione, andrà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine lunedì 10 ottobre alle 17. Nel corso dell'evento saranno premiati 80 tra imprenditori, lavoratori e personalità che con il loro impegno quotidiano rendono grande il Friuli. Appuntamento con l'alta moda domani sera a Udine. Sarà ospitata in Piazza Libertà la seconda edizione di Udine Fashion Night. L'evento, che vedrà come ospite d'onore Gabriella Carlucci, sarà trasmesso in diretta su Telefriuli a partire dalle 20:40. L'alta moda torna in passerella nel capoluogo friulano. Piazza Libertà farà da scenario alla seconda edizione di Udine Fashion Night, che vedrà sfilare più di 100 abiti tra sposa, haute couture, prêt-à-porter uomo e donna. Ospite d'onore dell'evento, che sarà trasmesso in diretta da Telefriuli a partire dalle 20:40 martedì 4 ottobre, sarà Gabriella Carlucci. La grande sfilata di moda, voluta e organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli, vedrà protagonisti 9 brand d'eccellenza che hanno fatto la storia del Friuli, contribuendo a portare alto il nome di questa terra attraverso la propria creatività e l'abile lavoro artigianale. L'evento si aprirà con l'introduzione di Anna Mareschi Danieli e i saluti del presidente della regione, Massimiliano Fedriga, e del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Per questa nuova edizione, spiega Barbara Beltrame, titolare dell'omonima boutique udinese, abbiamo voluto invitare le aziende storiche del territorio, brand che grazie al proprio dinamismo imprenditoriale e alla qualità dei loro prodotti, realizzati per la maggior parte qui in regione, hanno contribuito alla valorizzazione del Friuli nel mondo. A sfilare sotto i riflettori della lunga passerella allestita in Piazza Libertà saranno AMD Collection, Barbara Beltrame Atelier, Bortolin Gioielli, Cecilia, Cleo Feffinati, Issimi Parrucchieri, Max Mara, Miramode, Nuela Vestiti di emozioni. Non solo alta moda maschile e femminile comunque, perché durante la serata, presentata da Monica Bertarelli, ci sarà spazio anche per performance artistiche, il basso baritono Zoltan Naghi, nonché per un ospite d'eccezione, Gabriella Carlucci, presentatrice televisiva, che ha poi intrapreso la carriera politica, la quale proprio a Udine ha passato la sua infanzia insieme con la famiglia. Ci fermiamo qui, tra pochissimo appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea, arrivederci.